caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo, benvenuti a questo appuntamento dell'Azione Più, l'occasione per parlare del Festival Biblico 2024. Qui con me in studio Don Andrea Dalcin, vicario per la pastorale della diocesi di Vittorio Veneto, che insieme ad Elena Casagrande della Chiave di Sofia coordina, tira le fila del Festival Biblico appunto nella sua edizione della diocesi di Vittorio Veneto. Edizione che si terrà dal 17 al 19 maggio prossimi e che ha come tema Agape. E per questo, Don Andrea, ti chiederei innanzitutto il senso di questa parola e il significato, il focus del Festival Biblico di quest'anno. Il termine agape è un termine carissimo a tutta la spiritualità cristiana, ma che fa parte anche della cultura pre-cristiana e post-cristiana, anche filosofica, ma fondamentalmente il termine agape significa amore. È un termine quindi carissimo a tutto il cammino della Chiesa lungo i secoli, quell'amore distinto dall'eros, distinto dalla filia, e avremo modo anche durante il Festival Biblico di capire la distinzione tra queste tre parole, ma il termine agape fondamentalmente significa quell'amore incondizionato, gratuito, donato, senza alcun interesse, senza alcuna condizione. Questo dunque è il tema, il focus del Festival Biblico, come dice il termine Festival Biblico, quindi l'invito è quello di riflettere sul significato, sull'importanza della Bibbia. Agape in questo caso viene poi preso da un testo biblico, la prima lettera di Giovanni, quindi amore, questo è l'obiettivo e il focus del festival di quest'anno. A coloro che hanno pensato al tema sembrava davvero opportuno rileggere l'attualità, la contemporaneità, quello che sta capitando nel mondo alla luce proprio di questa parola, sembrando effettivamente necessario e importante ricentrare anche un cammino di dialogo come dire, dentro la comunità cristiana, ma anche all'esterno della comunità cristiana, incentrare un dialogo su questa parola amore che tutti chiaramente può coinvolgere. Certo, ci coinvolge, ci chiama in causa anche in un momento storico in cui questo amore sembra smentito, no? Da tanti eventi che stanno segnando questo scorcio di storia contemporanea. Ma veniamo all'edizione allora del Festival Biblico di Vittorio Veneto, dal 17 al 19 maggio. Ci saranno ben 13 eventi. Ecco, Don Andrea, se ci aiuti un po' a dettagliare per quello che è possibile questi eventi e magari soffermarti su qualcuno più significativo, che ritieni più importante richiamare in questo momento. Ho in mano proprio un piccolo dépliant che potete trovare in circolazione in questi giorni, dove sono elencati appunto tutti gli eventi. Sono 13, uno in meno dell'anno scorso, ma non per questioni particolari, insomma per questioni organizzative. Ci saranno dei format, come l'anno scorso, format che sono dei dialoghi, altri sono degli eventi legati più allo spettacolo e altri che vi citerò adesso. L'apertura è naturalmente il venerdì 17 maggio alle 18:30 in Aula Magna in seminario. Saranno ospiti Luigi Peresinotto e Beatrice Cristalli e cercheranno proprio di darci una grammatica delle parole di cui parlavo prima. Agape, eros e filia, e ci aiuteranno a cogliere le differenze e i legami con la cultura e la contemporaneità. Alla sera del venerdì un bellissimo concerto con l'Are Verdì alla chiesa di Sant'Andrea, alla Pieve di Sant'Andrea, quindi un contorno, una cornice già bella di suo, come dire, accresciuta nella bellezza proprio dalla partecipazione di questo ensemble che già abbiamo potuto apprezzare 2 anni fa. Ci saranno delle passeggiate anche, in particolare avremo la passeggiata a Sant'Augusta il sabato mattina alle 9:30 e ci aiuterà a fare questo cammino un sociologo, Mustafa Cenab Haydin, che davvero ci sarà in grado di condurci anche attraverso quello che può essere il dialogo anche tra le religioni in questo vissuto dell'agape. Nel pomeriggio del sabato, un pomeriggio ricchissimo perché alle 15 si parlerà di famiglia e di Amoris Laetitia presso l'aula civica del Museo della Battaglia e qui in modo particolare interverrà Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana. Alle 16:30
il primo dei due appuntamenti più strettamente biblici, nel senso che sarà con noi Lidia Maggi, la pastora battista, che ci aiuterà a entrare nel Cantico dei Cantici, proprio in quel dialogo tra Eros e Agape, dove l'Eros la fa da padrone, in modo particolare nel Cantico. Insieme a lei Erika Boschiero. Erika Boschiero è una cantautrice italiana che ormai ha fama nazionale, tant'è che al mattino sarà a Verona a cantare nell'Arena di Pace con il Papa Francesco e poi nel pomeriggio verrà da noi, quindi anche per lei è una giornata impegnativa, ma ne varrà davvero la pena. Alle 18:30 all'Auditorium Seminario Vescovile Alberto Pellai, non serve presentarlo, un pedagogista di fama nazionale e certamente sarà interessante ascoltarlo proprio sul tema dell'appartenenza, perché Agape chiede anche di sviluppare questa dimensione dell'appartenersi reciproco. Alla sera alle 21 presso il Castello San Martino, nel giardino esterno, tempo permettendo, una suggestiva serata di poesia. Un poeta, Davide Brullo, insieme a Francesco Darós, che in qualche modo allestirà l'aspetto più musicale, ecco, poesia e musica per una serata davvero suggestiva su al Castello di San Martino. Domenica, giornata altrettanto impegnativa, si parte alle 7 con una piccola proposta sempre tra mistica e filosofia al Castello di San Martino, sempre nei giardini, con Marco Vannini, filosofo, e l'arpista Lucia De Antoni. Il pomeriggio alle 15, Una vita donata per amore, è un evento dedicato a Suor Maria de' Coppi. Ci sembrava giusto, parlando di agape, di amore incondizionato, sottolineare e segnalare una vita spesa in questo senso, proprio da Suor Maria de' Coppi, recentemente uccisa nel Mozambico, e quindi affronteremo la lettura della sua vita spesa per amore dentro quella particolare geografia del Mozambico che è segnata da guerre, combattimenti, guerriglia, interessi economici, insomma qui sarà interessante approfondire. Sarà con noi Nello Scavo, un giornalista di fama nazionale, insieme alla direttrice dell'ufficio missionario Maria Grazia San Maso e moderato da Francesco Polo. Secondo appuntamento biblico, domenica pomeriggio alle 16:30 con Rosanna Virgili, anche questa una biblista di fama nazionale, e il titolo dell'incontro è La più grande di tutte, cioè la carità, che è l'altro modo attraverso il quale noi conosciamo nel corso dei secoli la parola agape. Alle 18 un dialogo interessantissimo al Museo della Battaglia sulla comunicazione tra intelligenza artificiale e sapienza del cuore, qui il moderatore sarà proprio Don Alessio, e saranno ospiti graditissimi Riccardo Maccioni, che è caporedattore dell'Avvenire, e Fabio Bolzetta, giornalista, presidente dell'Associazione Web Cattolici Italiani. Ultimissimo appuntamento alle 21. Come da diversi anni, l'Accademia Teatrale da Ponte ci proporrà una sua rilettura teatrale del tema attraverso la Bottega dell'Orefice di Karol Wojtyla. Anche questo appuntamento interessantissimo. Dulcis in fundo, domenica ore 12, c'è un appuntamento che vorremmo richiamare in modo particolare per vivere non soltanto da un punto di vista culturale l'esperienza dell'agape, ma anche da un punto di vista molto concreto e conviviale. Molto dulcis, appunto, nel senso che si tratta di un banchetto. Vi sottolineo che la parola agape nei primi secoli, per alcuni secoli, significava non solo l'incontro eucaristico tra i cristiani, ma dentro questo incontro eucaristico, cioè della celebrazione della messa, c'era anche la dimensione conviviale, il banchetto. Per cui ad un certo punto, per dire un banchetto, in alcuni secoli si diceva agape fraterna, agape fraterna. Ecco, in forza di questo abbiamo pensato, il pranzo della domenica, cosa possiamo fare? Proponiamo a tutti di partecipare a questo banchetto. Questo è l'unico appuntamento a pagamento a cui bisogna iscriversi, effettuare quello che serve per poter essere iscritti e poi ci ritroveremo lì, accompagnati anche in questo caso però da una proposta culturale e musicale. Benissimo, un programma molto ricco, molto denso, di qualità, anche stimolante sotto diversi profili, sotto quello biblico, sotto il profilo biblico, sotto il profilo culturale, che possiamo trovare nei volantini che sono in distribuzione, nei vari social, nel numero dell'azione di domenica 12 maggio, è richiamato tutto il programma, il calendario degli appuntamenti che ha proposto
Don Andrea, e se qualcuno volesse appunto iscriversi, prenotarsi, perché la prenotazione di per sé è obbligatoria ai vari incontri e appuntamenti, come potrebbe fare? Fortunatamente abbiamo visto che l'anno scorso gli appuntamenti si sono riempiti di presenze, per cui è effettivamente importante prenotarsi per non correre il rischio di non trovare posto. La prenotazione avviene attraverso i vari link che trovate appunto nei social, nelle varie forme di comunicazione, si linka sull'evento e ci si iscrive gratuitamente, tranne quello appunto del pranzo. Tutti gli altri sono gratuiti, però è importante iscriversi proprio attraverso questi link che si trovano pubblicizzati. Sì, sui social oppure anche proprio sul sito festivalbiblico.it, dove ci sono tutte le varie edizioni, basta selezionare l'edizione di Vittorio Veneto. Con questo abbiamo concluso, grazie Don Andrea e auguri e buon successo per il Festival Biblico 2024. Grazie a voi e ringraziando anche tutte le persone che si stanno spendendo per questo, in modo particolare Elena Casagrande che coordina insieme a me il festival e tutte le associazioni che ci stanno dando una mano. Grazie e a presto allora al Festival Biblico.